Bloccate fino a mercoledì 7 aprile le vaccinazioni per gli over 80. L'ULSS 6 continua la campagna usando le dosi di AstraZeneca che ha a disposizione a partire da chi ha dai 70 ai 79 anni, che deve iscriversi sul portale regionale vaccinicovid.regione.veneto.it. Perché abbiamo comunque in casa AstraZeneca, ne abbiamo circa 9.000 dosi e siamo in attesa proprio di un arrivo che dovrebbe essere ad ore, comunque in questi giorni, che ci consentirà ovviamente di programmare ulteriori vaccinazioni. Nessuna riapertura per gli insegnanti, per ora le prenotazioni si potranno fare man mano che sarà garantita la fornitura di nuove dosi di vaccino. Per quanto riguarda Pfizer, tutti i centri vaccinali si sono attrezzati in queste ore per accogliere i pochi over 80 che non erano stati raggiunti dalla comunicazione di sospensione. Uno stop dovuto all'accelerazione della campagna di vaccinazione, spiega il direttore generale dell'ULSS 6. Siamo partiti dai 79enni, 78enni e così via, e quando appunto si sono presentati per le vaccinazioni una buona quota parte abbiamo dovuto somministrare Pfizer, in quanto la polipatologia ovviamente indicava questo. Questo naturalmente ha determinato un importante consumo anche di Pfizer, e quindi la programmazione complessiva che appunto era stata fatta è arrivata a questo stop, ahimè, che Dalla prossima settimana anche le farmacie saranno a fianco delle persone che potranno prenotare la vaccinazione sul portale regionale in blocco per qualche ora nella giornata di avvio. Per quanto riguarda l'ULSS 6, dopo aver inserito il codice fiscale nel portale della regione, l'utente sarà reindirizzato al sito dell'azienda. Il sito regionale lo stanno praticamente e tecnicamente parlando linkando con questa pagina diciamo di spiegazioni e di aggiornamento che noi cureremo giornalmente, e da quella lì poi si andrà alla pagina della prenotazione. Qui saranno aggiornate in modo costante tutte le informazioni e le spiegazioni relative ai vaccini e alle classi e alle categorie che vi rientreranno man mano.